Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Allora, ci sono molti messaggi, mi diceva Denis, che sono arrivati, non so se abbiamo già il prossimo collegamento in essere oppure andiamo a leggere prima i messaggi, se mi siete di aiuto così sbrighiamo anche perché poi sarà. Leggiamo il primo, il solito giochetto all'italiana, i soldi ci sono ma poi come se non ci fosse, poi ne parliamo, abbiamo un economista, quindi poi ne parleremo in maniera molto ampia di questo problema che inizialmente ero contento, poi qualche dubbio mi è venuto ed è venuto che è sottoscritto. I numeri migliorano, sarebbe il caso di far ripartire qualche attività perché qui si rischia un'altra crisi senza precedenti, quello che avevamo parlato pochi minuti fa. Ovviamente si può far tutto però con moderazione, anche di questo ne parleremo. Andiamo con i prossimi due. La Germania, così non lo leggo, se mi togliete, ecco, la Germania stancia soldi veri, a noi prendono sempre in giro, prima c'erano i 25 miliardi che ne muovono 3.450, poi 300 miliardi, ma che passano per le banche, quindi anche questa è una cosa che spiegheremo poi con più chiarezza possibile per quanto ci compete, con dei tecnici. I numeri di oggi dimostrano che gli Stati Uniti hanno sbagliato strategia. Io sono contenta di come l'Italia sta gestendo l'emergenza. Dottoressa, siamo contenti di come sta gestendo l'emergenza l'Italia? Tutti dicono di sì, Allora, io non ho competenza politica, perché lei... Posso dirle sanitaria. Penso che dobbiamo essere abbastanza contenti di come viene gestita qua. Siamo una regione che controlla, abbiamo fatto un lavoro silenzioso, anche non tanto sotto i riflettori, di sinergia fra la periferia e l'ospedale. Credo di sì, perché gestiamo bene, il tutto sta funzionando, perché noi medici riusciamo a lavorare anche al di fuori della burocrazia, ci siamo abituati, cioè il cittadino normale dice che fare il medico è una missione, io dico che come tutti gli altri è un lavoro particolare. Ricordiamo prima di iniziare, mi scuso dottoressa, interrompo, oltre ai medici deceduti quasi 100, però mi ricordava prima dei numeri qui il nostro territorio, prima le ho ricordato vuole i ricordarli numeri. perché Sì. Bisogna anche ovviamente ricordare queste persone che sono mancate. Allora, e stanno moltissimi soffrendo. colleghi sono mancati, io adesso le so dare i numeri dei colleghi che fanno il mio mestiere, cioè i medici di medicina generale del Veneto. Allora, a tutt'oggi, alla situazione di oggi è che 2 medici di noi sono in ospedale, di cui uno è grave, 30 medici sono di base, sono con la malattia e 16 medici sono positivi al tampone, quindi cosiddetti asintomatici. Ovviamente i 2 colleghi che sono in ospedale, alcuni sono già stati dimessi, questi altri 16 più 30 sono 36 medici, gestiscono la salute in media di 1.000-1.500 persone. Moltiplicando? Lei faccia il calcolo, 45-70 mila persone che hanno il loro punto di riferimento, perché noi siamo poi un punto di riferimento, perché l'ospedale ha funzionato egregiamente. Adesso i pazienti iniziano ad essere dimessi. Torno da lei perché abbiamo collegato Paolo Crepè, psichiatra, che è un piacere e un onore averlo nostro ospite, adesso lo vedremo in video. Ecco qui, lo ringrazio. Buonasera Crepè, grazie della sua disponibilità, la cosa ci fa molto onore e piacere. Ovviamente la prima domanda che le faccio, da questa situazione come ne uscirà l'Italia, gli italiani? Gli italiani sono 60 milioni, quindi ci saranno 60 milioni di risposte, perché ognuno di noi ha una sua individualità nella capacità o meno di rispondere a queste cose. Questo è un esperimento di massa che non abbiamo mai conosciuto prima, quindi chi dice come se ne esce è un imbecille, perché non sa di cosa parla. Io non lo so. So certo che ci saranno persone che torneranno immediatamente al lavoro, che riusciranno a scordarsi questi brutti mesi in poco tempo. È un po' come un lutto, capisce? Ci sono 5 fratelli a cui è morta la mamma, sono 5 lutti diversi. Non possiamo pensare che gli italiani siano tutti una massa sindacale che reagisce nello stesso modo. Non è così, non sarà così. No. Dipende anche dalle cose. C'è una persona che riceve uno stipendio è più tranquilla. C'è un artigiano che non riceve un accidente da nessuno, che forse tanto tranquillo non è, forse anche un po' arrabbiato, anche perché mi pare che ci sia qualcuno
al governo che stia prendendo in giro gli italiani. Ecco, proprio in virtù di questo allora è arrivato un tasto che abbiamo iniziato, parlavamo prima, guardi, ospite con noi c'è Andrea Pennacchi e il Monsignor Giovanni Brusegan del delegato vescovile della diocesi di Padova, e la dottoressa Cestaro che abbiamo sentito, così le ho detto gli ospiti che ho qui in studio. Proprio in virtù di questo lei ha detto, e ha detto una cosa importante, l'avevamo già accennato prima, il governo ha stanziato questi soldi tramite le banche, ecco, usiamo questo termine. Le banche però non hanno la fiducia di qualsiasi tipo di italiano e quindi tutti hanno il terrore che oggi, ripeto quello che ho detto prima, sul noto giornale Il Sole 24 Ore c'era messo che le banche metteranno la loro burocrazia, metteranno i loro interessi, tutto quello che lo Stato ha detto no, state attenti, garante saremo noi, ve li daremo rapidamente. Cosa succederà se sarà come è scritto oggi su Sole 24 Ore, Crepè? È molto semplice. Se vogliamo buttare benzina sul fuoco, continuiamo così. Se vogliamo continuare a dire, mi pare che sia stato un sottosegretario che ha detto che domani mattina, ieri, c'erano 25.000 euro per tutti, tutti sono andati a cercare, non ha trovato nessuno, questo fa, uso un eufemismo, un po' arrabbiare la gente. Sono partite IVA che non vedranno mai i soldi, i contributi, ci sono attività che non si sa, non si capisce perché non si possono attivare. Le faccio un esempio, perché qua abbiamo dei campioni del mondo della burocrazia. Allora, oggi una persona che ha una seconda casa e la vuole vendere non può venderla. Perché? Lei lo sa. No, perché si prende il virus vendendo una casa, si prende il virus, basta andare uno alla volta dal notaio e la vendi quella casa, sei importante per te, sei vitale per te. Ma io non lo so, ma che stato è questo? Voi siete a Padova? Sì, noi siamo a Padova, Bene, allora vicino a Santa Giustina c'è una caserma? Sì. Bene, quanti migliaia di metri cubi è? Non lo so, tanti? Sì o no? Parecchi sì, adesso non so dirle esattamente, però parecchi. Di chi è quello spazio lì? Dello Stato italiano, sì o no? Certo. 30 giorni lo metti in asta, invece che tassare gli italiani. Io voglio vedere se lo Stato italiano ha il coraggio di chiedere l'IMU all'inizio di giugno. Io voglio vedere fino a dove arriva la provocazione. Dopodiché c'è qualcuno che si arrabbia perché c'è qualche esagitato in giro. Ma è il minimo che possa succedere, scusi, sai. Mi venite anche a chiedere l'IMU. Dopo che non ho lavoro, ho perso tutto il lavoro, le sto parlando di me, per esempio, sai. No, io non farò una conferenza per i prossimi 7, 8, 9 mesi, ne facevo 100 all'anno. Ma mi scusi, Crepè... Me la prendo. Con chi me la prendo? No, certo, ma il ragionamento suo non fa una piega. Ma perché allora... No, certo, ma perché questi politici usano questi metodi che sono impropri sotto un certo punto di vista? Non sarà mica tutti stupidi? La classe politica, la cosa la vuole la classe politica, ce la siamo presa, abbiamo preso la scelta la classe politica tra gli spalti di uno stadio che vendevano le Coca-Cola. Certo. Ma dai, ma stiamo scherzando? Ma vuol mettere De Gasperi con sta gente qua? Ma cosa voi pretendete? L'avete votati questi qua? Non sanno neanche parlare in italiano. Il Presidente del Consiglio ha fatto ieri una gaffe madornale, non sa neanche che cos'è la Pasqua. E si chiama Presidente del Consiglio, cioè il massimo rappresentante dell'Italia, dopo Mattarella. Ma per forza che è così. Continuiamo a mettere gente che ha preso i diplomi regalati. Certo. Andrea Pennacchi ho visto che voleva fare una domanda a lei. Ma no, osservavo che il professore... Io chiedo una cosa. Chi è che tirerà fuori il vaccino di questo maledetto virus? Chi? Uno che ha fatto una scuola che gli hanno regalato il diploma? O persone di qualità? Persone di qualità. Benissimo. E allora fino all'altro giorno c'era gente che anche nel Veneto che parlava di Novax.
e aveva l'esperienza di uno posteggiatore abusivo. Va bene? E allora la smettiamo. Io mi sono laureato a Padova negli anni difficili. Ho preso 110 lodi, mi devo vergognare di questo, ma che si vergogni qualche ignorante che avete messo al governo e che adesso paghiamo tutto. Non si sono accorti che nelle case di riposo c'erano i vecchi, ma pensa un po', cosa pensate che ci fossero? I preolimpionici? Ma certo che muoiono, e sono i più fragili, no? Ma ci voleva Marconi per capirlo. Abbiamo lasciato case di riposo tipo quella di Milano, dove tutti potevano entrare per 10 giorni, compresi i medici, senza neanche le mascherine. Dopo dicono, oh, boh, ma guarda che strano, c'è il focolaio, ma guarda, ma che strano. Ma non sanno neanche cos'è un virus, non sanno la differenza tra un virus e un batterio, non sanno niente. Siamo in mano a gente che non sa niente. E infatti dice domani, guardi il Ministero dell'Istruzione, con grande nonchalance dice l'anno è finito. E chi se ne frega delle famiglie italiane, no? Che c'ha i bambini in casa? Chi è che te li tiene fino a giugno? Lo Spirito Santo. Scusi, c'è un padre lì, ci crederà lui? Ma io non ci credo, va bene? Io credo che un bambino debba stare a scuola. Pensa un po' che è rivoluzionario. E allora, se non sei capace di organizzare la scuola, vai a casa, non fai il ministro, perché un ministro per dire state a casa tutti quanti fino a settembre, arrangiatevi, quello poteva, non c'era tanto bisogno di selezionarlo. Certo, ma in virtù di tutto quello che sto dicendo... Se mi arrabbio, abbia pazienza, ma mi avete chiamato, io sono un po' irritato. No, va bene, no, ci fa piacere, ha detto delle cose chiare. Senta, professore, però come bisogna risolvere questo problema? Perché la situazione è questa, lei ha denunciato sicuramente il comportamento dei nostri politici non dei migliori, ma bisogna risolvere questo problema. Lei che idea avrebbe, come farebbe per migliorare tutta questa situazione? Non ci sono delle cose semplicissime, basta coraggio. Tipo? Ce l'abbiamo il coraggio. Tipo? Vuole che faccia un esempio? Sì. Benissimo, lei deduce il 50% di tutto quello che compra, tutto, idraulico compreso, 50% secco, lei lo deduce dalle tasse dello Stato italiano. Si compra una cravatta, 50%, si rifà il bagno, 50%, va dal dentista, 50%. È complicato questo? No, mi dica lei se è complicato. Ci arrivo io che sono normalmente sono anzi sto avviandomi a non essere più brillante, però ci sono arrivato. Come mai lo Stato italiano no? Perché recupera i soldi, fai emergere il nero. No, fanno il contrario. Danno i soldi a chi è in nero senza chiedere niente in cambio. Ma lei capisce in che mondo siamo? Cioè io ti do i soldi perché sei nero e non ti chiedo neanche di metterti in ordine. Quindi il lavapiatti del ristorante in nero, senza assicurazione, io Stato gli devo dare anche i soldi e non ti chiedo neanche al padrone di metterlo in regola. Niente. È il contrario. E questo cos'è? Politica. È politica. Perché ci vuole un grande politico per alienare ciò che lo Stato ha. Si aliena, si vende l'argenteria, siamo al Titanic, si vende l'argenteria, cari signori. Non si chiedono i soldi al popolo, si chiede l'argenteria visto che ce l'hai, visto che lo Stato ce l'ha, l'argenteria. Si venda le cose che ha. Meno il Colosseo e qualche altra cosa, il resto si vende. Quindi, professore... A chi c'è. Certo, quindi il professor Crepè nel suo ragionamento, in parte condivisibile, le donazioni non dovrebbero essere fatte, lo Stato dovrebbe risolvere questo problema senza chiedere la carità di nuovo a tutti gli italiani che già fanno... No, le donazioni si fanno come nei paesi civili. Io donatore ti do i soldi non perché sono Babbo Natale. Io ti do i soldi per fare delle cose e tu me li deduci dalle tasse, esattamente come è successo in Francia per il tetto di Notre Dame.
io ti do i soldi, tu rimetti a posto il tetto e tu mi togli dei soldi che ti ho dato. Certo. E non è molto complicato, ma perché dobbiamo fare questa ipocrisia del 60% solo se è arte? Ma perché se io rimetto a posto una scuola, se io rimetto a posto un ponte, se io rimetto a posto qualche cosa è diverso. Certo. Andrea Abbiamo il 100% della deducibilità, solo che i burocrati, siccome i burocrati ci sono e noi li adoriamo i burocrati, perché noi siamo, voi giornalisti parlate sempre male dei burocrati, poi mi dovete spiegare come mai se c'è un posto al comune di non so dove si presentano in 6.000, vuol dire che quel posto è ambitissimo. Tutti vogliono essere dei burocrati, per la semplice ragione che a mezzogiorno alle 2 vai a casa con già la spesa fatta perché l'hai fatta durante le ore di lavoro. È vero. Allora c'è, professore, poi la ringrazio, c'è Andrea Pennacchi e il Monsignore ovviamente che vogliono interloquire con lei. Prego. Osservavo solo questa cosa, che il professore è stato posseduto, come molti di noi in questo periodo, dal Poiana, che è questo demone che interpreto anch'io in teatro, in televisione, e ha anche abdicato, diciamo, al suo ruolo di psichiatra. Per un momento si è fatto prendere da questa furia anche giusta, diciamo, però la cosa che volevo osservare io, e che, tra l'altro, sulle donazioni sono pienamente d'accordo, mi sembra una cosa intelligente, non capisco perché non si faccia così, però io appunto la cosa che dicevo, che osservavo il flusso inarrestabile, dicevo, forse è proprio persone come Crepè più che come me, diciamo, dovrebbero tenere fermo la consapevolezza del proprio ruolo e di quello che stanno facendo, perché è ovvio che se io vedo una persona che, lo cito perché io lo guardo spesso, ascolto sempre quello che ha da dire, ho letto anche più di qualcosa, e vederlo così vulcanico che perde le staffe mi preoccupa, perché veramente allora dico, allora posso lasciarmi andare anch'io, allora posso anch'io finalmente lasciare andare il demonietto che è in me. Esatto. Se una persona che invece per tutta la vita si è occupato appunto dei demoni degli esseri umani e di come conviverci, insomma, in maniera che facciano meno danni possibile. Ecco, volevo solo dire questa cosa. In realtà poi ero anche, tra virgolette, divertito, perché era un flusso meraviglioso, mi sta rubando il mestiere, ecco, era solo questo, volevo dire. Monsignor Brusegan. Ma ha messo, mi permetto queste osservazioni, ha messo molta carne al fuoco, sono vari livelli e vari ambiti rispetto ai quali ha posto il faro, no? Io farei però delle domande ulteriori, cioè è vero che noi possiamo avere una classe politica relativamente preparata o altrimenti preparata, però dobbiamo chiederci se per caso negli ultimi 30 anni abbiamo favorito rispetto alla competenza e all'onestà il tutto subito. Non abbiamo creato cioè una classe di dipendenti, di sudditi, di yes men nei politici, senza avere quelle griglie preparatorie che a suo tempo erano ideologiche di partito, ma avremmo dovuto pensarle magari di altro tipo, meno ideologiche, ma certamente per avere delle persone formate, adeguate, competenti. Questa è una prima osservazione, cioè in fondo il popolo italiano, noi in generale, abbiamo dato consenso a una scalata di persone che non sempre erano all'altezza della situazione. Peraltro questa debacle o questo abbassamento culturale, diciamolo, è di tutta, per così dire, la società italiana, perché a tanti livelli si è dimostrata una esaltazione del tutto subito dell'apparenza rispetto alla sostanza. Dove erano però gli uomini di cultura? Cioè la cultura italiana in questi decenni, da che parte, non dico si è schierata, perché a me non interessa lo schierarsi in senso ideologico, ma con quali valori e quali criteri
si è mossa? Quelli clientelari, quelli dell'avere una buona paga, un buon reddito, o quelli di coscienza e di verità? Perché in fondo anche la cultura è venuta meno a dei compiti. Non ci sono stati molti uomini con la schiena dritta. Anche la Chiesa di per sé, vorrei dire, ha delle responsabilità. Io come uomo di Chiesa non mi esento da questo dolore e da questa presa di coscienza, e cioè rispetto al passaggio epocale che è stato quello della globalizzazione, anche dei problemi come delle presenze, ci siamo accontentati del piano talora morale, mentre il piano grosso che il Vangelo intercetta è quello valoriale dell'orizzonte valutativo. Probabilmente abbiamo tenuto, e adesso si vede per esempio in questo contesto, come ritorna una religiosità, vorrei dire datata, più preconciliare che post-conciliare. Perché? Perché abbiamo fatto fatica, è doloroso, è faticoso pensare, sia da un punto di vista culturale che teologico, dei modelli e delle proposte evangeliche che tocchino la realtà, ma non la realtà solo dell'individuo che si deve salvare l'anima, ma la realtà di una società che sta autodistruggendoci, che sta rovinando non una religione, ma l'uomo. E qui come Chiesa, dico Chiesa per coinvolgere anche i miei fratelli di ortodossi, protestanti, eccetera, siamo chiamati veramente, così anche le religioni ovviamente, perché avere ridotto il problema al conflitto religioso, al terrorismo fondamentalista, è stato, e lo vediamo adesso, talora un escamotage che ha dato consenso a certe correnti politiche, ma la complessità dell'uomo religioso o della crisi dell'uomo d'oggi che è indifferente e che si trova in queste situazioni re nudo, interpella la mia Chiesa e anche me e le Chiese, perché abbiamo la responsabilità di annunci, quale oggi la Pasqua, l'uomo, Gesù è risorto, che dovrebbe essere una catapulta di novità, di onestà, di giustizia, di speranza, di gioia per l'umanità. E se la teniamo dentro, voglio dire, alle chiese o agli streaming o a modelli ripetitivi di religiosità, noi siamo ancora fuori di quella che è l'alfabetizzazione profetica che sta nelle nostre mani. Certo. Ma io credo che intellettuali, cultura, chiese e così anche l'economia, cioè diciamocela chiaro, l'economia italiana, gli imprenditori italiani quanto hanno giocato sul guadagno, sul rendimento, piuttosto che sulla ricerca. I nostri giovani, io ho lavorato e lavoro ancora in mezzo agli universitari, sono fuggiti dall'Italia perché sono i meno pagati in Europa rispetto a altre nazioni, ovviamente, che sono come l'Italia, no. Ma per avere successo, avere un posto, devono andare all'estero. Perché ne troviamo molti in Inghilterra? Perché ce ne sono in America? È perché c'è una responsabilità non solo della politica, ma anche dell'imprenditoria. Guardiamo bene quanto sono pagati. Ecco, allora io direi c'è una corresponsabilità in questo momento che alla luce del virus viene dichiarata. Fortunatamente ci sono degli anticorpi che fanno parte di secondo me, di una caratura religiosa, spirituale, valoriale del popolo italiano che è atavica, che è passata e guadagnata dai nostri cari, che è quella che si esprime attraverso dei medici generosi, degli infermieri generosi e anche una sensibilità corale che si esprime con i mezzi che ha. Ecco, professor, Monsignor Busella, professor Crepè, mi sembra di capire che praticamente nei due punti che avete centrato entrambi la cultura sia quella che manca un po' a questa classe dirigente, mi sembra di aver capito, ditemi se ho capito male. Chi risponde? Non ho capito. No, professor Crepè. Allora, innanzitutto io sono un cittadino. Mi rifiuto di parlare solo come psichiatra. Mi avete chiamato, io sono cittadino, ho delle opinioni
ho un'esperienza, ho 68 anni, quindi se mi permettete parlo da cittadino. Perché se no cosa avrei dovuto venire qua a dire? Date un po' di benzodiazepine agli italiani che così stanno più calmi? Così avrei fatto meglio il mio mestiere? Secondo qualcuno? No, io parlo, dico quello che penso. Se poi a qualcuno fa dispiacere, non so cosa farci, francamente. Allora, i ragazzi italiani che sono andati all'estero non sono andati all'estero perché guadagnano di più, miei cari amici, ma per la semplice ragione che i concorsi universitari in molte parti passano le persone che non hanno merito e non passano persone che hanno merito. Allora chi non ha merito si vede passare il cugino del rettore, forse ha ragione andare a Londra. Cosa dite voi? O deve aspettare di diventare parente del rettore sposando qualcuno nella speranza poi di diventare primario dell'ospedale? Allora perché non parliamo di queste cose? Io non credo però, professore... Psichiatra dire queste cose? Sì, è da psichiatra perché io so cosa vuol dire un concorso universitario, cosa vuol dire un concorso ospedaliero. Io penso... O no? O vivo in un altro mondo... Professore, può parlare quanto vuole, per me assolutamente, può dire tutto quello che vuole. Ho solo notato questa cosa, fine, anche per me che sono... No, ma la mia veemenza risponde a quello che ha chiesto il prelato. Dove sono gli intellettuali? Oh, bene. Fino che stavano lì al premio Strega a contare le copie che avevano venduto e non gliene fregava niente del mondo, io sono cresciuto con gente come Calvino che ha strappato la testa del Partito Comunista quando nel 1956 è stata invasa l'Ungheria. Io sono cresciuto con Tabucchi che scriveva sui giornali migliori europei dicendo che eravamo dei corrotti. Io sono cresciuto con quegli intellettuali lì, con Pasolini, che ci ha rimesso la vita a forza di dire le sue verità. Quindi io sarò, non so come mi state classificando, non me ne importa un accidente di niente, sono un po' arrabbiato perché credo che ci siano tante persone arrabbiate e non credo di essere l'unico. Allora mi girano le scatole se c'è qualcuno che mi dice che ci sono 25.000 euro e non ci sono. Ha ragione. Mi girano le scatole se c'è uno che mi dice non si va più a scuola e non si sa che cosa succede. Vedremo a settembre di fare qualche ripetizione il pomeriggio. Ma che roba è? Aspetti, Scusate, non abbiamo avuto le mascherine, ma vi rendete conto? E c'era qualcuno che diceva che questo era il coso sanitario migliore del mondo. Professor Crepè. Io sono stato la generazione del 78 in cui è stato votato il Servizio Sanitario Nazionale. Ed ero felice di far parte di quella generazione di giovani medici che creavano un servizio sanitario nazionale. Dopodiché, da 30 anni e più, che cosa abbiamo fatto? Tagliato la sanità pubblica e tagliato le scuole. Ecco i risultati. È vero. Teneteveli questi risultati, questa mediocrità, tenetevela. Allora, io non l'ho votata. Professor Crepè, c'è la dottoressa vuole fare una domanda, allora, però due considerazioni mi permetta di farle. Una, che a me farebbe piacere davvero averlo sempre ospite perché può dire tutto ciò che vuole, ci mancherebbe come uomo, come psichiatra, come vuole lei. Uno. La seconda, che mi fa molto piacere che si è laureato a Padova, vuol dire che a Padova abbiamo laureato delle persone di altissima qualità e questo ed è un onore per noi padovani avere uno che si è laureato a Padova. Questa è una considerazione che non c'entra nulla, mi permetta che gliel'ho fatta così. No, se vuole proprio saperlo, sono figlio anche di un professore dell'Università di Padova che è stato e allora tanto meglio. E negli anni in cui o studiavi 6.400 pagine di clinica medica o andavi a casa. Certo, allora sono ancora più contento di questo. Dottoressa Cestaro, prego. Non volevo fare una domanda, volevo fare un intervento a dimostrazione di quanto ha detto il professore,
che ho apprezzato moltissimo nella modalità, nel senso che ha esordito dicendo che 60 milioni di persone daranno una risposta diversa, e la mia reazione al suo sfogo, diciamo, è stata diametralmente opposta a quella del collega, nel senso che lui ha correttamente detto una persona così autorevole che si umanizza e esprime così palesemente, no, la sua emozione, un attimo disorienta. Invece a me è piaciuto molto perché l'ho trovato molto anche didattico, nel senso che ha parlato chiaramente, cioè non ha imbrogliato nessuno, ha detto la realtà come per quello che è, e con autorevolezza da cittadino e da professionista. Ha difeso quella che adesso, purtroppo sono d'accordo, non esiste la professionalità. Io non posso, perché devo fare sopra le parti, la professionalità non esiste, cioè adesso uno può fare il ministro della pubblica istruzione avendo il diploma di terza media, cioè certo, non è possibile. È vero, credo, però no? che lo Stato, ha ragione il professor Crepè, dica nel nome di Conte, dica domani avete 25.000 euro, certo, andate, facciamo noi Stato da garante, vanno alle banche il giorno dopo e trovano la burocrazia che lì rompe le scatole di nuovo, uno ha ragione di arrabbiarsi, per non usare qualche altro termine. Ma lui ha dato anche una risposta insomma molto lineare e logica, cioè quindi il suo ruolo di educatore l'ha svolto egregiamente come cittadino e come educatore. Certo, l'unico con Monsignor Brusegan, lei è d'accordo, perché ho visto che lo guardavo. Ma io penso che l'istanza e anche la veemenza siano più che legittime, ma che il discorso sia molto complesso e quindi bisognerebbe prendere articolo per articolo. Per esempio, il fatto che i giovani vadano all'estero per il discorso del denaro non era in contrasto col fatto che c'è un clientelismo spesso dovuto, esagerato, ma sono cose che si uniscono. Forse c'è poca meritocrazia. Quindi meno soldi, il nepotismo è evidente, ma sono concause, non sono... Però mi scusi, sì. Monsignor, però professor Crepè, queste cose qui c'erano anche quando c'era De Gasperi, Forse ci saranno state anche quando c'erano De Gasperi, non lo so, io non sono così anziano, quindi posso parlare solo della generazione che ho vissuto e della vita che ho vissuto. Io non sono stato mai raccomandato da nessuno, io non ho mai visto una busta paga, io vivo del mio lavoro. Io ho scritto 30 libri e me ne vanto, ho fatto 3.500 conferenze della mia vita e me ne vanto. Non credo che sia è semplicemente ho fatto il mio lavoro, che poi qualcuno sia d'accordo, qualcuno no, è interessante, anzi mi fa anche molto piacere. Io scrivevo della famiglia che si era guastata 27 anni fa circa, non siamo capaci di ascoltarli, è stato un libro che ha venduto 300.000 copie, ed era l'epoca in cui una ragazzina con il suo amico ha ammazzato la mamma e il bambino di 5 anni. In quell'epoca lì ho scritto quel libro lì, credo lo riscriverei forse con ancora più veemenza. Per quanto riguarda la veemenza, ricordo Wojtyla nella Valle dei Templi di Agrigento, non mi pareva che fosse molto calmo, ed era un papa che si rivolgeva ad una terra zeppa di mafiosi e chiedeva convertitevi. Sì o no? Certo. E allora anche un papa può perdere la pazienza, ed è giusto, perché quello era un papa che era diventato finalmente papà, il papà di noi italiani, che eravamo stufi di essere vessati da una classe di potere politico ed economico che si chiama mafia. Ma non credo che quella classe di potere oggi sia molto diminuita, non lo credo affatto. Però bene ha fatto Wojtyla ad urlare a quella folla. Beh, anche oggi chi sta calmo nei momenti difficili, come diceva John Kennedy, merita i posti più caldi dell'inferno. Anche oggi Papa Francesco ha detto, professor Crepè, proprio oggi ha detto ai mafiosi: convertitevi, in un momento, in questa pandemia, convertitevi a non fare più quello che state facendo. L'ha detto proprio oggi anche Papa Francesco. Ha fatto bene.
Ma io credo che la Chiesa non possa non avere delle visioni e delle scelte profetiche, e probabilmente noi siamo stati abituati, usciamo invece da un modello di Chiesa, questo fino a qualche decennio fa più che oggi, ma che rischiosamente stava in silenzio perché era messa all'angolo con l'alibi di non fare politica, senza capire invece che certamente la Chiesa non deve fare partigianerie, ma ha una fedeltà al Vangelo, all'uomo, soprattutto partendo dai più bisognosi, dai più feriti della vita, diciamo pure anche dai poveri, per cui non deve essere imbavagliata, mentre noi abbiamo coniugato, espresso una esigenza di una religione che mettesse il timbro sacrale su quello che facevamo. Certo. Allora ben vengano dei papi che turbano e disturbano e che hanno dei momenti, come diceva lei, di profezia forte, di denuncia forte. Però nello stesso tempo dico che la mafia è arrivata anche in Veneto, cioè che la mafia ha avuto delle diramazioni nonostante l'impegno dei papi o che per essi, per cui c'è una società che deve fare i conti con il virus, con la mafia, con questo abbassamento di valorialità e di criteri valoriali rispetto ai politici, ma rispetto al commercio, rispetto a quelli che sono gli ideali dell'uomo di oggi. Certo. Cioè dobbiamo tutti essere corresponsabili, quindi c'è un'articolazione complessa e saremo capaci all'interno di questo processo assassino del virus di fare un esame di coscienza e di dare criteri e accompagnare le persone perché possano essere adeguate per il mondo del domani, che non sarà più il mondo di ieri. Perfetto. Professor Crepe, vuole concludere a questo quello che ha detto il Monsignore? Ma guardi, io la paura che ho in questo momento è quella che diceva in un passaggio meraviglioso Albert Camus nella Peste, che poi gli è valso il premio Nobel. Quando gli hanno chiesto cosa succederà dopo la peste, e lui ha detto niente. Ecco, questo è il nemico, che tutto torna come prima. Speriamo che di no. Che gli appalti ritornano come prima, che i concorsi ritornano come prima, che la gente continui a fare il lavoro nero dentro i ristoranti. Ecco, tutto questo, che non ci sia una classe dirigente preparata. Ecco, tutto questo mi fa paura, molta paura. Vuol dire che non abbiamo imparato la lezione. Quanti virus ci vogliono per farci cambiare? Certo, speriamo però non sia così. Professor Crepe, io la disturberò ancora nelle prossime puntate, spero lei sia disponibile perché è stato molto utile alla trasmissione e anche ai nostri telespettatori, quindi la ringrazio davvero di cuore. Grazie professor Paolo Crepe. Buonasera. Grazie. Grazie a voi, scusate Grazie. la veheme. E noi andiamo in pubblicità perché abbiamo ovviamente sforato e quindi a tra poco rimanete con noi.